la cosa più bella di Firenze oggettivamente è il carattere dei fiorentini, ancora più bello della storia dell'arte o dei capolavori. Ho ricevuto dal signor Presidente della Repubblica l'incarico di provare a formare il nuovo governo. Domani inizieranno le consultazioni formali e ufficiali. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Anna sapevo come vanno le cose, vai! L'occhio del massone, il demonio, la tentazione, triangolo, fedeli piangono, cospirazione, il demonio nelle chiese, nelle case, nelle scuole, meglio vedersi l'anima e dargli quello che vuole. L'occhio del massone, il demonio, la tentazione, triangolo, fedeli piangono, cospirazione, il demonio nelle chiese, nelle case, nelle scuole, meglio vedersi l'anima e dargli quello che vuole. La provincia è riuscita a far fuori 20 milioni di euro dei contribuenti in pranzi, cene, vacanze, viaggi in aereo, alberghi regali, fiori, bistecche, spot e sui giornali senza patire pena. Perché il suo primo atto da sindaco è stato quello di firmare lo sblocco dei lavori che hanno sepolto sotto un mare di cemento la storica collina del progetto. Perché tra un gioco di appalti sull'appalti è riuscito a far costruire le cosiddette strade sulla sabbia, quelle che oggi le termini come nuove e già da domani si dissestano come vecchie. Perché a spese dei contribuenti è riuscito a crearsi un teatro ad persona nel mercato del Mengoni, quindi a farlo abbattere perché non gli serviva più, e a consegnare quello spazio ai suoi privati in un rapporto di proficua sinergia con la pubblica amministrazione, cioè a qualche loro soldino e molti soldoni dei contribuenti. Perché insieme ai suoi pari incolti è riuscita a distruggere la storicità di piazza del mercato centrale e il suo delicatissimo equilibrio, facendovi costruire al centro 2 discariche di rifiuti a sua immagine e somiglianza, con la complicità della soprintendenza ai beni artistici, monumentali e paesaggistici e tanti altri magna mano. Perché, dopo averci mangiato insieme il panino Lampredotto per convincerli a votarlo, è riuscita a rovinare la vita agli ambulanti dell'antico mercatino di San Lorenzo, gettandoli senza pietà in una gabbia sacra di gas carcerario. Perché alle primarie è riuscita a farsi dare il voto anche dal clero fiorentino, con la conseguenza dell'aver obbligato alcune suorine malaticce ad andarlo a votare. Abbiamo delle altre sorelle che non possono tanto camminare, sarebbero venute a votare, però non venivo. Ma votate lo stesso candidato? Pensi. Sì. Perché da presidente di provincia e successivamente da sindaco part-time è riuscito a prendere per i crudeli cittadini della Casba fiorentina con la storiella della ristrutturazione del Sant'Orsola? Perché dopo il famoso balletto con Napolitano e compagni, è riuscito ad ottenere il nulla osta alla sua oscura e molto poco democratica scalata, nonostante la condanna per danno erariale che da 2,5 milioni i giudici gli hanno ridotto in primo grado a 14.000 euro per poi al terzo restituirgli l'immacolata verginità.
È per queste e tante altre motivazioni che oggi noi cittadini della Casba fiorentina, insieme al premio Misericordia già acquisito dalla magistratura, gli conferiamo anche lo ius dementiae, cioè il diritto nelle sue decisioni ad allontanarsi dalla ragione, che d'ora innanzi gli garantirà la totale immunità dai disastri che avrà modo di infliggere al nostro popolo e alla nostra tradita nazione. Caro politico, te canta brutte storie, ma mille barazzate per un barile petrolio. Mentre o papa ci professa, faccia amore al balcone, parlo terzo amore, sfoggio per l'anello d'oro. Abbiamo visto l'uomo scendere in coppa l'uno, non scadiamo, sta scritto futuro, arriva nel tempo assai scuro. Con una cascia drogam, ci vuole belle muto, con le bocche chiuse per l'abuso che ci fanno.